Presidente D'Agostini, 3 dei 4 ricercatori che hanno usufruito del sostegno anche della Fondazione Krupp con provincia di Udine sono friulani e sono impegnati anche nella ricerca a favore di aziende friulane, quindi il legame ricerca e territorio è fondamentale. Mi pare proprio di sì, perché se interpretiamo l'università come motore di sviluppo del territorio, in particolare la ricerca, i ricercatori sono la punta di diamante di questo progresso, che non è solo teorico, non è solo sui libri e sulle dinamiche interne, ma è proprio a favore dello sviluppo del territorio del nostro paese e del Friuli in particolare. Per cui sono convinto che queste ricerche fatte sul campo dai migliori ricercatori del nostro territorio ricadano come beneficio a favore del sistema produttivo ed economico e sociale anche del nostro Friuli. Sarebbe possibile per dei giovani ricercatori rimanere in Italia se non ci fosse l'aiuto della Fondazione Krupp o di altri enti comunque? Ma guardi, qui sono degli aiuti che spero possano poi favorire ulteriori processi di crescita, per cui quello che sarà poi il futuro, il destino di questi ricercatori non sempre purtroppo si realizza nel nostro paese, in Italia, ma spero che questo però li aiuti a crescere meglio, a strutturarsi meglio e possibilmente dopo aver fatto anche qualche esperienza estera a portare il loro definitivo contributo vero, scientifico, pratico sul nostro territorio. Quindi non si parla di fuga di cervelli, ma piuttosto di un ritorno dei cervelli che magari momentaneamente sono dovuti andare all'estero. Esattamente, non possiamo chiuderci pensando che noi siamo l'ombelico del mondo dal punto di vista economico, scientifico, tecnico, e quindi credo che le esperienze all'estero siano fondamentali per capire com'è in questo mondo globalizzato, capire come funzionano le dinamiche complessive di studio, di ricerca e di commercio e di produzione. Ma alla fine, se di questo facciamo tesoro e poi applichiamo questi metodi imparati anche al di fuori del nostro territorio, li applichiamo qui, credo che abbiamo fatto il massimo di quello che avremmo potuto fare come sistema economico di ricerca con l'università e con gli altri enti del territorio. Quando potranno tornare questi ricercatori? Cosa troveranno in Friuli però? Questo è un tema abbastanza complesso, direi, che sta a cuore a ciascuno di noi e a ciascuno di chi ha figli e nipoti, perché questo dobbiamo pensare al futuro del nostro territorio. E questo è un tema abbastanza complesso, è ovvio che l'auspicio, l'augurio che ci facciamo è che possano proprio trovare anche qui, se sarà un loro desiderio rimanere, perché poi non sempre questo coincide con le aspirazioni, possano trovare qui anche una collocazione lavorativa, ma ormai il mondo è talmente vasto, talmente ampio, per cui non ci si fa più problemi a prendere l'aereo, a viaggiare un paio d'ore e a essere a contatto con tanti paesi che sono competitivi, che sono in condizione di favorire anche questi processi di crescita dei ricercatori e dei professionisti di domani. Sicuramente quindi all'estero almeno per un periodo, però un ritorno in Italia penso che sia nel cuore di molti ricercatori che sono stati costretti a lasciare la loro terra. Dopo il referendum, che cosa succederà dell'Italia e come verranno accolti eventualmente giovani cervelli che dovrebbero tornare al più presto, come è stato detto in vari ambiti? A prescindere dal referendum, credo che sia il sistema economico che deve un po' rimettersi in moto, credo che debba aprirsi a quelle che sono le esperienze nazionali, internazionali, che ormai ci vedono competitors con altri potenti attori dell'economia, dello sviluppo del sistema planetario, del sistema mondiale, e quindi è difficile oggi pensare che solo l'Italia possa da sola essere all'altezza di affrontare certi problemi. Io credo che il sistema complessivo europeo potremmo come minimo, come unità minima di misura rispetto a Cina, Stati Uniti e altre potenze mondiali, credo che dovremmo ragionare almeno a livello di sistema europeo, per cui l'Italia ci auguriamo sempre che possa fare la sua grande bella figura, ne ha i titoli e ha anche gli attori adatti,
però questo dipende da tanti altri fattori che in questa sede non siamo in grado, credo, di affrontare complessivamente e compiutamente soprattutto. Può essere definita in diverse modalità, è una modalità di prestare attenzione ma in un modo particolare. Possiamo dire, non è molto semplice descrivere a parole che cosa la mindfulness è, perché è prima di tutto un'esperienza diretta. Delle varie definizioni che possiamo dare, può essere usata quella più comune, quella più accreditata, proposta da uno dei pionieri di questo approccio, Jon Kabat-Zinn, e secondo cui la mindfulness è un'attitudine umana universale. Significa che tutti i protocolli volti a sviluppare questa attitudine mindfulness non si prefiggono lo scopo di far acquisire ai praticanti niente di nuovo, niente che non i praticanti abbiano già. Si tratta semplicemente di consolidare, fortificare un'attitudine umana universale che ognuno di noi ha. E qual è questa attitudine? È l'attitudine che vuole che possiamo essere in grado di prestare attenzione in un modo particolare, con intenzione, al momento presente e in modo ricettivo, accettante, non giudicante nei confronti dell'esperienza del momento presente, l'esperienza che si dispiega dentro di noi momento dopo momento. Il motivo di questo premio? Allora, non è un premio, questo è un finanziamento cospicuo di 600.000 euro, di cui 550 della Fondazione e 50 della provincia di Udine, finalizzata a 4 posti di ricercatore triennale a tempo determinato su temi abbastanza diversi. Abbiamo il tema ad esempio della ricerca sul fiume Stella, un posto quindi di archeologia, abbiamo il tema dei trattamenti superficiali innovativi, quindi in ambito tecnologico, ne abbiamo uno in ambito invece dell'educazione, quindi abbiamo ambiti diversi di natura tecnologica, di natura culturale, di natura territoriale, e sono degli investimenti finalizzati a produrre opportunità sul piano turistico, sul piano dello sviluppo prodotti, un modo importante con cui la Fondazione e la provincia sostengono l'Ateneo, che a sua volta sostiene delle opportunità, possiamo dirlo, dei 4 vincitori, ben 3 sono friulani, quindi ne siamo contenti perché è un'opportunità anche per questo territorio e a maggior ragione, quindi siamo convinti che questa sia la direzione giusta. Ecco 3 dei 4 ricercatori che saranno sostenuti i loro lavori grazie alla Fondazione Krupp. Iniziamo con Massimo Capulli, che ha fatto la ricerca su? Io lavoro da 6 anni nel fiume Stella con un progetto di archeologia fluviale che si chiama Anaxum, e dopo una serie di risultati positivi, la Fondazione Krupp, ma nel mio caso una quota parte anche della provincia di Udine, hanno deciso di investire su un progetto di studio di fattibilità per un parco archeologico. Molto legato quindi però al territorio friulano? Assolutamente sì, sono coinvolti 8 comuni, tutti della provincia di Udine, quindi direi proprio di sì. Benissimo, grazie. Eccoci qua invece con Alex Lanzutti. Io invece lavoro nell'ambito dell'ingegneria delle superfici, soprattutto studiando i meccanismi di degrado dei materiali, quindi indirizzo scienza e tecnologia dei materiali e anche metallurgia. Lavoro molto diffusamente con le aziende ormai da molti anni del territorio, soprattutto in ambito siderurgico. Sono qui e riesco a continuare la mia ricerca grazie al finanziamento del Krupp, della Fondazione Krupp. Luciano Moro,
Io mi occupo di calcolo strutturale per componenti meccanici, in particolare calcolo termomeccanico, e cerco di esportare delle metodiche di calcolo avanzate a favore di quelle che sono delle realtà industriali del territorio che possono beneficiarne per aumentare la produttività e la competitività dei loro prodotti. Benissimo, quindi grande legame di questi tre ricercatori con le aziende friulane. Sarebbe stato possibile, secondo voi, continuare le vostre ricerche senza l'aiuto di Fondazione Krupp e Provincia di Udine? No, certamente no, perché nel corso del prossimo triennio io riuscirò a portare avanti le mie ricerche proprio grazie al sostegno della Fondazione. Diciamo che comunque ci può essere un supporto aziendale che comunque è minimale, il supporto delle fondazioni o comunque delle università è molto importante per poter portare avanti la ricerca, ecco. E soprattutto per consentirci di poter collaborare e inserirci all'interno del territorio. No, non tutti sono costretti a partire, però questo tipo di collaborazioni entra proprio nella ratio della nuova riforma dell'università atto già da anni, proprio perché il legame del territorio dell'università sia molto vicino, quindi non si faccia una ricerca pura, ma si faccia una ricerca che ha una ricaduta immediata sul territorio. Infatti le aziende friulane quindi avranno giovamento da queste vostre ricerche? Assolutamente sì.